Nella puntata di oggi l'attenzione è sull'unità operativa complessa di oncologia medica dell'azienda Cannizzaro di Catania, diretta dalla dottoressa Giusy Scandurra. Andiamola a conoscere. Ed eccoci all'interno dell'unità operativa complessa di oncologia medica del Cannizzaro di Catania, diretta dalla dottoressa Giusy Scandurra. Oncologia è una parola che tutti conoscono, bene o male in tutte le famiglie questa parola in qualche modo prima o poi entra, non vorremmo mai, ma conosciamo. Quello che si fa qui praticamente ce lo vuoi spiegare? Sì, oncologia appunto è una parola che fa paura e quindi la conosciamo molto spesso perché è legata a sofferenza, ad un'immagine che sicuramente riporta ad episodi che le famiglie ben conoscono proprio per una malattia veramente importante. Ma oggi oncologia non significa soltanto sofferenza, oggi oncologia significa sicuramente speranza, innovazione, possibilità di poter gestire anche malattie molto complesse con dei trattamenti che sono dei trattamenti sempre più importanti, sempre più efficaci, che non riguardano più soltanto la sola chemioterapia, ma anche tanti trattamenti biologici, tanta terapia che viene definita immunoterapia, tanti trattamenti target che ciascun paziente può assolutamente poter affrontare. Ma l'attenzione importante oggi è verso la collaborazione. Sono fortunata di lavorare in un ospedale dove la sensibilità verso il paziente oncologico è qualcosa che è sempre esistita, ma che a maggior ragione nel corso di questi ultimi 11 anni in cui l'oncologia è stata fondata e continua a crescere, ha fatto sicuramente dei grandi passi da gigante grazie alle collaborazioni importanti che abbiamo avuto sia all'interno dell'ospedale ma anche con tanti gruppi cooperativi nazionali ed internazionali. Questo è un posto dove noi facciamo anche ricerca, abbiamo la possibilità di poter offrire ai nostri pazienti dei protocolli sperimentali con dei farmaci che non sono attualmente ancora a disposizione, ma che grazie alle possibilità di collaborazione possiamo portare a Catania, e questo chiaramente comporta dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda appunto le innovazioni e le possibilità di accedere a dei trattamenti importanti. Parliamo di cifre, quanto personale lavora in questo reparto e, se possiamo dirlo appunto, quante persone passano da qui? Diciamo che le cifre sono importanti. Noi siamo 5 medici, abbiamo un coordinatore infermieristico, abbiamo 4 infermieri, abbiamo 2 data manager che sono le persone che si interfacciano soprattutto per quanto riguarda la ricerca, quindi la creazione di questi contatti per i trials clinici. Abbiamo anche una psico-oncologa che ovviamente affronta quella che è la parte più delicata di questa malattia. Cosa succede al paziente che viene preso in carico da questo reparto? Succede che viene accolto, soprattutto se proviene dai reparti del nostro ospedale Cannizzaro, attraverso appunto un canale diretto senza passare da lunghe liste d'attesa, il reparto del professor Scollo, il reparto della professoressa Catalano, il reparto dell'urologia, insomma del dottore Pennisi, gli altri reparti, insomma hanno un canale diretto con delle giornate dedicate per poter effettuare le visite in tempo reale quasi, quindi con la possibilità di poter avere questo tipo di contatto pressoché immediato. Nel momento in cui il paziente riceve la prima visita viene valutato qual è il bisogno, no, della gestione della sua situazione, e noi ci prendiamo carico non soltanto della paziente o del paziente ma delle famiglie. Grazie ad una bellissima collaborazione con l'Associazione dei Pazienti Acto Sicilia, che è stata fondata proprio qui al Cannizzaro, che vede l'insieme di medici, di pazienti e di famiglie che collaborano tutti verso obiettivi relativi alla qualità della vita e anche obiettivi relativi alla prevenzione, quindi all'informazione e alla prevenzione. Quindi molte attività. Moltissime. E molte di queste attività si svolgono all'aperto. Adesso andiamo a trasferirci in quello che è un po' il vostro vanto in questo momento. Esatto, è forse il posto più bello di questo reparto. Lo avete chiamato? Il giardino magico dell'oncologia.
torniamo tra poco a parlare con la dottoressa Scandurra, ma visto che abbiamo fatto cenno alle sperimentazioni, appunto vogliamo capire meglio che cos'è che si fa sempre qui in Oncologia Medica al Cannizzaro. Sono con la dottoressa Alessandra Paggin, Data Manager. Questi sono tutti i faldoni che degli studi, delle sperimentazioni. Le sperimentazioni. Sì. I vostri pazienti hanno accesso a dei trial internazionali? Hanno accesso a trial internazionali e alla possibilità di avere appunto accesso a farmaci innovativi. Quindi noi diamo la possibilità al paziente innanzitutto di farsi curare qui vicino a casa, di non fare i viaggi famosi della speranza. Non c'è bisogno di andare all'estero e andare al nord Italia. Il paziente quindi entra qui, gli viene proposta la possibilità di entrare in uno studio clinico e a quel punto io e lo staff delle sperimentazioni ci occupiamo della gestione totale del paziente, quindi dal consenso informato alla gestione del prelievo, delle TAC e quant'altro. Gli programmiamo le visite e quindi viene in un certo senso anche accudito in modo speciale. Perché è un paziente speciale, nel senso che ha consentito a partecipare a queste sperimentazioni che poi, non so, c'è una percentuale di successo di queste sperimentazioni, si sta andando avanti? Sì. Io dal 2019 che sono qui e devo dire che molti degli studi che ho condotto all'inizio ora sono pratica clinica. Sono diventati terapia. Esatto. Questo è un grande risultato. Grazie, dottoressa Paggin. Grazie a lei. Il giardino magico, bellissimo, un bel titolo e soprattutto un bel posto anche. Cosa fate qui? Qua è stato, come dire, un posto che abbiamo dovuto ricreare ed è stata forse una delle poche cose belle che il Covid ci ha lasciato. Il nostro reparto era da tutt'altra parte, un bellissimo reparto nuovo, mega ben organizzato, e avete dovuto cederlo? Abbiamo dovuto trasferirci. Abbiamo dovuto trasferirci e quindi siamo arrivati in questo posto che purtroppo all'inizio non ci sembrava tanto accogliente, ma è bastato cambiare la prospettiva. Fortunatamente viviamo in un posto come la Sicilia dove c'è sempre il sole e dove possiamo godere appunto degli spazi esterni anche durante tutto il periodo dell'anno e quindi abbiamo utilizzato questi spazi per farne sale d'attesa nel momento in cui il paziente attende di essere chiamato per la visita o per la chemioterapia. È pur sempre più piacevole attendere su un prato, no? Oppure tutte quelle che sono le attività che riguardano sia l'associazione dei pazienti che i vari momenti in cui noi ci incontriamo. L'attenzione alla famiglia, l'attenzione ai bambini ha fatto sì che noi questo luogo lo vivessimo soprattutto nei periodi di Natale, nei periodi di Pasqua, coinvolgendo i figli dei nostri pazienti. Perché? Perché noi abbiamo visto che i bambini che attendono la mamma o il papà a casa che debba ritornare dalla chemioterapia sono sicuramente molto in ansia. Vedono la mamma e il papà partire per l'ospedale e tornare, magari che non hanno più voglia di giocare, li vedono tornare diversi, alle volte non tornano, quindi vivono questa andata in ospedale come un posto terribile, l'ospedale dal quale ovviamente scappare. Un mostro che mangia i genitori, invece ecco, l'ospedale è anche questo. Li portiamo qui in ospedale, gli facciamo vivere questo spazio, ci facciamo conoscere e i bambini vedono sicuramente con molta meno ansia questo ingresso in ospedale. Queste attività sono state documentate per esempio in un libro, che è il libro che si intitola appunto Il giardino magico, in cui raccontiamo 5 esperienze reali di 5 bambini, figli dei nostri pazienti o addirittura nostri figli, degli operatori che ovviamente vivono l'oncologia in questi momenti particolari, e che è stato un libro veramente molto apprezzato. Siamo stati anche al Salone del Libro di Torino con questo libro e ci sono state tante presentazioni. Abbiamo battezzato le oltre 2000 copie vendute. Molto partecipato. Esatto, molto partecipato. Una delle caratteristiche comunque è quella di non creare mai una barriera importante, no? Tra il gruppo dei medici e chiaramente il mondo delle associazioni dei pazienti, del paziente o delle loro famiglie. Noi cerchiamo di offrire in prima persona un contatto che sia il più umano possibile, accanto a quelle che sono la maggior parte delle innovazioni terapeutiche, tecnologiche, e questo lo possiamo fare grazie appunto a una grande collaborazione. Voi siete medici speciali e in questo vi aiuta anche appunto la collaborazione con l'ACTO e con le associazioni di volontariato, ma parliamo anche, ecco, anche di speranza, no? Qual è il futuro dell'oncologia? Quali saranno le nuove frontiere e
cosa di bello è successo proprio negli ultimi tempi, se ci sono Assolutamente, sì, delle novità. Il prossimo futuro dell'oncologia sarà volto essenzialmente su due fronti, quello che già battiamo da anni, che è quello della prevenzione dell'insorgenza di neoplasie avanzate, e poi soprattutto quella della identificazione per ciascun paziente attraverso dei test genomici, attraverso delle valutazioni multidisciplinari di quello che è il trattamento specifico per ciascun paziente. E da qui abbiamo poi sviluppato tutta una serie di farmaci che oggi non hanno niente a che vedere con i vecchi chemioterapici. Quando parliamo di immunoterapie parliamo di terapie che realmente possono dare la guarigione anche nel paziente metastatico. Quando parliamo di terapie target parliamo di 2 pillole al giorno che il paziente può prendere a casa mantenendo la sua normale attività lavorativa, la sua normale attività di famiglia, e abbiamo grande attenzione. L'oncologia del futuro avrà ancora più attenzione di oggi verso quelli che sono tutti gli aspetti della qualità della vita, dal punto di vista sociale, lavorativo, quindi con la possibilità di trovare terapie che si fanno sottocute in 2 minuti e il paziente non è qua destinato a stare 3 ore attaccato ad una flebo. Oppure parliamo anche di attenzione alla sessualità, che sembra essere quasi un tabù, no? Per quanto riguarda il paziente oncologico. Noi con Acto abbiamo proprio un progetto che si chiama Togli il velo, che serve proprio a togliere il velo su quelle che possono essere sia delle dicerie che delle forme di pudore per cui il paziente o la compagna o il compagno del paziente non si trova quasi neanche autorizzato a chiedere. E quindi offrire la possibilità di vivere, anche se con la malattia, una vita completa. Esatto, anche se si convive con le terapie che ovviamente hanno comunque degli effetti, non parliamo chiaramente di farmaci che sono privi di effetti collaterali, ma di poter mantenere assolutamente una qualità della vita, una vita integra, sana, completa, e alle volte, come mi dicono i miei pazienti, ho scoperto di poter fare cose che prima non avrei mai fatto. Dottoressa, si respira, e lo posso confermare, davvero un'atmosfera diversa, di famiglia, di accoglienza, di speranza e perfino di gioia qui dentro, quindi questo risultato l'avete ottenuto. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro per tutto quello che fate. Grazie. La dottoressa Scandurra dirige l'unità operativa complessa di oncologia. Alla dottoressa Scandurra va il plauso per aver organizzato non soltanto un'unità operativa dove si offre terapie per le pazienti e i pazienti affetti da patologie oncologiche, ma un contesto anche umano e sociale di accoglienza che consente anche alle persone meno fortunate e che sono in trattamento di vivere dei momenti di socialità anche con la propria famiglia, con i propri bambini addirittura.